Con il mese di novembre finisce l'annata agraria, ovviamente per alcune produzioni, quali le grandi colture, alcuni ortofrutticoli, l'uva. A questo punto vediamo di fare un po' il punto della situazione, capire com'è andata l'annata 2019, in particolare con un occhio di riguardo ai prezzi. Per fare questo abbiamo invitato il dottor Renzo Rossetto del settore Economia e Mercati e Competitività di Veneto Agricoltura. Grazie Renzo. Grazie a voi. Per essere venuto qui oggi con noi a parlare proprio dell'annata agraria 2019, o perlomeno per le colture per le quali possiamo fare una fotografia e capire come sono andati i prezzi. E direi di iniziare con le grandi colture, in particolare magari con il frumento duro, e capire come funziona il meccanismo. Magari so che adesso ci spiegherai queste cose. Sì, iniziamo dal frumento duro perché nelle ultime settimane c'è stato un certo incremento dei prezzi anche in Italia. E tu mi potresti chiedere, ma come mai che il frumento duro l'abbiamo raccolto già a giugno, cioè come succedono questi meccanismi, queste oscillazioni? Perché soprattutto per le grandi colture, per le commodity, sempre di più negli anni i prezzi si fanno non in Italia ma nelle grandi borse merci internazionali come Chicago, a Parigi, a Londra, dove praticamente il prezzo non è strettamente legato al prodotto fisico in sé ma agli strumenti finanziari come i futures che gli agricoltori fanno per assicurarsi proprio su questi movimenti di prezzo. Quindi quello che può succedere in America o in Canada influenza poi i prezzi delle borse merci nazionali, come è avvenuto per il duro. C'è un problema nei raccolti canadesi, si stimano in forte calo e quindi di conseguenza anche in Italia il prezzo del duro subito è salito. Certo, quindi se adesso noi andiamo a parlare di grandi colture, di prezzi delle grandi colture, tu mi dici che quindi il lavoro di Veneto Agricoltura, dell'ufficio, del settore Economia, Mercati e Competitività è proprio quello di ricercare questi dati attraverso queste grandi banche. Noi una volta più frequentemente, ma adesso lo possiamo fare all'occorrenza, consultiamo le grandi banche internazionali che fanno stime sulle produzioni come lo USDA, quindi il Dipartimento dell'Agricoltura americano, che stimano le rese, le produzioni delle superfici. Consultiamo grandi banche di prezzi delle borse merci e quindi riusciamo ad avere un'idea di come si stanno muovendo i prezzi a livello mondiale, per poi dire come potrebbero essere i movimenti anche a livello locale. Faccio un altro esempio: in questo periodo la soia, negli ultimi anni, in questo periodo intendo negli ultimi anni, la soia sta diminuendo. Il prezzo della soia o la produzione? La produzione della soia in quest'ultimo anno è diminuita, gli consumi sono aumentati, le scorte si stanno riducendo. Questo io credo che nel futuro potrebbe creare delle tensioni anche nei prezzi della soia, come è avvenuto per il frumento duro, per esempio. Certo. Per dirti queste cose bisogna fare un quadro generale molto ampio. Quindi bisogna avere il quadro globale, per poter poi capire anche le ricadute e capire poi i prezzi locali come funzionano. E come sono andati i prezzi allora? Quest'anno, proprio in base a questo ragionamento. Per esempio quest'anno il prezzo del frumento, che adesso è un po' in calo, ma nella prima parte dell'anno è stato ai massimi degli ultimi 5 anni. Quindi perché? Perché l'anno scorso c'era stata un'annata non proprio felice, non solo a livello locale, anzi poco a livello locale, ma di più a livello internazionale. Mentre per esempio il mais, i prezzi di quest'anno sono in un leggero calo rispetto all'anno scorso, ma sono in linea negli ultimi 5 anni. La soia invece è ai minimi, i prezzi della soia di quest'anno sono ai minimi degli ultimi, credo, 10 anni, però ci sono secondo me delle prospettive per la soia di una possibile risalita. Certo è che i prezzi non si possono più attendersi prezzi come quelli che c'erano stati nel 2012-2013, in cui c'era stata una grande crisi dal punto di vista produttivo e quindi un forte aumento dei prezzi, perché in questi 6-7 anni a livello mondiale ci si è attrezzati, ci sono creati nuovi stoccaggi, quindi il mercato è meno esposto a grosse fluttuazioni di prezzo. Ho capito, quindi potendo riassumere un momentino, noi possiamo tranquillamente dire che per
valutare. Poi adesso andremo a vedere anche i prezzi, come sono andate le colture, quali il mais, la soia, il frumento tenero, eccetera. Però possiamo dire che per tutte queste grandi colture non è influente tanto quanto come siano andati le condizioni meteo nel Veneto o in pianura padana, ma quanto piuttosto a livello globale, quindi dagli Stati Uniti all'Ucraina e così via. Esatto, dopo certamente anche a livello locale ha una sua influenza, però sempre di più se anche qui il prodotto non ce n'è molto, quindi uno si aspetterebbe dei prezzi in aumento, invece è facile andare a reperirlo in Ucraina, che è qui vicino a noi, dove magari la produzione è stata ottima e questo influenza i prezzi anche a livello locale. Bene, passiamo allora poi a vedere anche le altre colture, come sono andate. Sì, come ti dicevo, i prezzi del frumento tenero sono in crescita, almeno fino adesso per quest'anno rispetto all'anno scorso c'è un più 4% e appunto nonostante una produzione, qui in effetti la produzione anche a livello locale è stata pessima, c'è stato un calo del 15% circa. Però siamo ai massimi degli ultimi 5 anni, quindi anche se adesso stanno un po' flettendo rispetto all'anno scorso, in questa seconda parte dell'anno, nella media annuale sono ancora positivi. Invece al contrario la soia e il mais stanno un po' perdendo rispetto all'anno scorso. Senti, posso chiederti che voto possiamo dare all'annata 2019 per le grandi colture rispetto agli ultimi 5 anni? Allora, a livello di produzione negativo, un 5. A livello di prezzo potremmo arrivare a un 6, ma non è detto. Quindi siamo ancora abbastanza. Quest'anno la cosa non è stata molto positiva, né produzione né per i prezzi. Visto che non abbiamo poi tanto tempo a disposizione, passiamo all'ortofrutta invece. Allora, per l'ortofrutta la cosa è un po' diversa, perché ovviamente non ci sono grosse borse merci internazionali o strumenti finanziari come per le commodity che regolano il mercato dei prezzi. Quindi il meccanismo è completamente diverso. È diverso. Però anche in questo comparto il prezzo non è più solo determinato dalle realtà locali, dalle produzioni locali, perché rispetto al passato sempre di più è facile trovare nelle borse merci locali prodotti provenienti da altre regioni o dall'estero, e che ovviamente vanno ad influenzare i prezzi. Vanno a sballare un pochettino. Certo. Non è detto che cala la produzione aumentino i prezzi. Esatto. Può essere così, come per esempio quest'anno che è successo per gli asparagi, c'è stata una minore produzione, 10% circa, il prezzo è salito del 20%. Al contrario, le fragole hanno avuto un aumento del 10-15% di produzione, il prezzo è sceso del 5-6%. Proprio perché arrivano prodotti da altre regioni. Però per esempio per altri prodotti come i frutticoli, che sono un po' più in difficoltà, anche perché si muovono più facilmente degli orticoli nelle lunghe distanze, le produzioni di quest'anno sono stimate in calo per il melo, per il pero soprattutto, ma anche per il pesco, e però fino adesso i prezzi quest'anno sono stati in calo, quindi perché appunto magari ci sono produzioni a bassi prezzi, magari anche di qualità inferiore, però che rovinano un po' il prezzo delle borse merci locali, che comunque sono prese a riferimento. E quindi cosa possono fare i produttori? Il problema è che per i produttori rischiano di essere cornuti e mazziati, cioè in alcuni anni avere una minore produzione e anche prezzi più bassi, quindi che va a scapito della redditività. E non è facile risolvere il problema, perché può capitare 1 o 2 annate di fila, anche 3, con redditività negative, e soluzioni non sono facili, perché poi oltre a questo ci sono anche aspetti legati agli aspetti fitosanitari, alle cimice. Le assicurazioni sono la prima cosa, perché a fronte magari di una minore produzione comunque uno vede assicurato un certo introito. Altre possibilità sono quelle di concludere dei contratti che fissino il prezzo prima ancora che questo poi dopo venga influenzato sui mercati, ma ci sono i pro e i contro, visti comunque ce ne sono anche di questi su queste soluzioni. Ascolta Renzo, andiamo in chiusura e ovviamente chiudiamo con l'uva. Sì, allora l'uva, si sono appena finite le raccolte e non c'è ancora molto da dire, perché non abbiamo ancora fatto delle analisi ben dettagliate, però anche qui a fronte di una produzione in calo rispetto all'anno scorso, dove c'era stato un anno eccezionale, esatto, i prezzi sono in calo, perché ci sono delle scorte
rilevanti ancora dell'anno scorso, e quindi il sistema ha bisogno di un paio d'anni per assestarsi. Quindi noi stimiamo dei prezzi in calo attorno all'8%, con delle differenze fra le 3 grosse province produttive. Verona perde un po' di più in termini percentuali medie, quindi un 10% in media di calo del prezzo, e Treviso perde un po' meno, sostenuta anche se la produzione è sempre rilevante, ma dai prezzi del prosecco, e quindi delle uve del prosecco, che quindi il Treviso perde in media un 6% probabilmente. Padova è in media regionale, un meno 8% dei prezzi delle uve. A livello nazionale si può dire qualcosa? È ancora presto per dire qualcosa, perché non abbiamo ancora fatto una stima di tutto il mercato nazionale. Bene, comunque Veneto Agricoltura, il settore economia, mercati e competitività, tiene monitorato costantemente per quanto riguarda la nostra regione, ovviamente, certo, tutti questi temi di cui abbiamo parlato quest'oggi. E grazie al dottor Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura, un cordiale saluto a tutti quanti e un appuntamento alla prossima settimana da Renzo Micheletto. Arrivederci.